Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la proposta di censura del consigliere Gio Formaggio con sospensione di 5 giorni dall'attività dell'Assemblea dopo l'accusa di molestie mossa la settimana scorsa dalla consigliera leghista Milena Cecchetto e il massimo della sanzione prevista. L'annuncio è arrivato dal presidente del Consiglio Roberto Ciambetti al termine di una seduta a porte chiuse cui non hanno partecipato né Formaggio né Cecchetto. L'esito della votazione è stato 46 presenti, 41 sì, 2 bianche, 2 astenuti e una nulla. Sulla base di cosa è stata presa la decisione? Perché in fondo era la parola di uno contro l'altro, in fase istruttoria per così dire, come vi siete regolati. Ci sono dichiarazioni rese alla stampa e interviste che spiegano quello che è avvenuto e quello basta per assolutamente ritenere che certe cose non si fanno all'interno di questa istituzione. Quest'Aula non è un tribunale, ha detto Ciambetti. Qui ci occupiamo della dignità dell'istituzione e dei comportamenti che si devono tenere all'interno di questa istituzione. La seduta segreta è prevista dal regolamento del Consiglio regionale quando si tratta di persone per tutelare gli interessati. Era dal 1994 che non si faceva una seduta segreta. La volta scorsa era stata fatta semplicemente per esprimere un parere per i direttori generali delle USL che venivano nominati. Il provvedimento più severo che poteva essere adottato. Sì, nel senso che non c'era. È capitato, visto prima citato, No, nessuno era mai stato sospeso per No, mai, non era mai successo. La seduta a porte chiuse è durata circa 45 minuti. La votazione ha sostanzialmente ricalcato le prese di posizione di questi giorni, quando la consigliera Cecchetto aveva ricevuto una solidarietà trasversale. Qui è il luogo dove si fanno leggi, si fanno provvedimenti che hanno ricadute per milioni di persone, quindi goliardia o quello che qualcuno presume sia goliardia o altri tipi di situazioni che creano disagio ad altri colleghi devono essere assolutamente banditi da queste mura.